La Commissione Statuto ha sgrossato ormai tutti i punti che poi andranno in discussione nei prossimi mesi in Consiglio regionale. Ed è stato approvato fra i punti questo punto che prevede la conferenza degli enti locali. Per me è una grossa soddisfazione, ma credo sia una grossa soddisfazione per tutti quelli che credono ai comuni e agli enti locali. E da decenni, più di 10 anni, che a livello nazionale e regionale lavoravamo per questo e adesso c'è un punto fermo da qui in avanti. Tra l'altro mi la ritengo prezioso perché nel momento in cui per istatezze economiche, per le difficoltà di governo, per i pochi trasferimenti dei comuni, per questo processo di trasferimento di federalismo in cui ancora non tocchiamo più i minus che non i plus, che venga questo momento di sostanza ma anche di ottimismo, lo ritengo più importante che non fosse avvenuto questo 2 o 3 anni fa. Quindi ringrazio i colleghi che hanno avuto la sensibilità di approvare questa cosa e mi auguro che quanto prima nella discussione di Consiglio regionale qualcuno nella fase di discussione dia un contributo positivo e di entusiasmo, più che non trovare qualcuno che detrattore voglia minimizzare questa cosa che attualmente è indispensabile come la situazione degli enti locali.